Buon pomeriggio dal Camp Nou di San Luri per la 14ª giornata del girone A di promozione, anche l'ultima partita del 2023. Si affrontano Gialetto e Tortolì, gli ultimi check di Tidili. Si comincia, il primo pallone al Tortolì in maglia bianca con pantaloncini blu, che prova anche ad andare subito in avanti nella zona di Vincis 2 giornate fa. Mentre un altro regalo questa volta per Eliuni, che vede ben messo Asuni sul sinistro, Asuni ancora può andare col sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Di prima trova Contu che deve stare fermo, ha avuto il tempo per controllare, prova ad andare via, adesso Contu, ancora Contu va sul sinistro in area, Contu mette un cross interessante per la testa di Vincis che trova l'1-0, ecco il primo gol con la nuova maglia Antonio Vincis ed è 1-0 al 9° minuto di gioco. Cerca la corsa di Deiana, Fois mette il piede, poi Vincis cerca direttamente la porta, il palo clamoroso. Arriva il cross di Ena, colpo di testa che arriva, salvataggio Falconetti e poi si salva il Tortolì, è stato lui ad allontanare. In incontro Asuni, Giorgio ha già detto che la decisione è dentro l'area, arriva il cross, allontanato per un momento, poi Zaidi può pensare al tiro, ci prova. Serra di prima, Boi che è dentro la metà campo, allora regolare, Boi, il pallone per la corsa di Serra, 1-2 che si chiude, Serra davanti a Boassa, Boassa! Ha alzato la mano, una grande parata di Boassa. Ha fischiato Tidili. Paradiso Boassa, poi Boi! Arriva il 2-0 al secondo tentativo, Marco Boi non sbaglia, aveva fatto un altro grande intervento Boassa, non ha potuto nulla sulla respinta. Alla giocata, 1-2, Ruggero, mette il cross, palla allungata, Contu, sceglie di accontentarsi dell'angolo Orgiolas che la rimette in mezzo, non è male, al volo Zaidi, la palla si abbassa troppo tardi. Zaidi, Ruggero di prima con l'esterna a metterla in mezzo, allontanata, poi restare il pallone che è andato sul sinistro di Lorenzo Sanna, a un passo dal suo primo gol in prima squadra, Parci di testa, la palla che però va all'indietro, può arrivare Cocco, attenzione a Cocco che va col destro, Boassa e poi palla allontanata da Giolas. Prima Magia, poi Pilas non trova compagno e attenzione alla corsa di Cocco, cercato, deve però allargarsi, Magia 1 contro 1, ad aiutarlo anche poi era Pace, alla fine il tiro di Cocco. Sono in 4 dentro l'area per la Gialetta, arriva il cross di testa Eliuni, palla fuori. Non era pronta allo scatto Cocco, vince di testa, diventa buona da per Cocco, posizione che non è di fuori gioco, va col sinistro Cocco che sfiora il 3-0. Zaidi, Tassi, Loi, finisce giù Loi, si gioca però, Piras riesce a farla passare per il tentativo coi piedi Falconetti su Sanna. Adesso va a riprendere la posizione, i suoi compagni difendono, Farci diventato un attaccante, buon pallone nello spazio per Sanna, Sanna col petto, Sanna sul fondo, palla che passa, c'è la girata di Tassi che sfiora il gol, dopodiché Tidili dice che basta così